In questo video parlerò di ETF. Se vi ricordate bene però su questo canale è già uscito un video sui fondi comuni di investimento che trovate qui in alto a destra, nel quale vi spiegavo che in questi fondi vengono raccolti tanti soldi di singoli investitori. Tra l'altro si dice che sia una modalità di gestione collettiva del risparmio proprio perché i risparmi di tantissimi investitori, i soldi di tantissimi investitori, vengono tutti quanti convogliati in uno stesso fondo. Successivamente c'è un soggetto che gestisce questo fondo, e cioè prende questi soldi e li investe sul mercato finanziario tramite diversi strumenti. L'idea è che io e tante altre persone inesperte riguardo la finanza mettiamo i nostri soldi nelle mani di una società di gestione, che comunemente viene chiamata SGR, Società di Gestione del Risparmio. Queste società investono sul mercato con una certa esperienza e ottengono dei risultati quasi sicuramente migliori di quelli che otterrei io, che sono inesperto nel mondo della finanza. Ora partiamo dal presupposto che il fondo in totale abbia 100.000 euro al suo interno. Io investo 1.000 euro e quindi detengo l'1% di questo fondo. Tenete conto che questi sono solo esempi perché generalmente sono molto più grandi di così. Mettiamo caso che investano in azioni e obbligazioni. L'1% di questi guadagni tecnicamente e idealmente andrebbe a me. Quindi l'1% degli interessi sulle obbligazioni e l'1% dei dividendi delle azioni verranno idealmente a me, e ho detto idealmente per un motivo preciso. La realtà è che parte di questi guadagni vengono trattenuti dal gestore, e vengono trattenuti dal gestore perché bisogna pagarlo, il gestore, non fa niente gratis, e viene pagato in percentuale, una piccola quota, che può essere fissa oppure variabile, dipende dalla natura del fondo. Detto questo, un'altra parte del mio guadagno viene mangiato dalla banca, perché sì, chi decide come investire è il gestore, ma chi fa materialmente le operazioni è l'intermediario, che in questo caso è la banca. Cosa interessante che vi dirò unicamente perché me l'hanno chiesto all'esame è che le banche non possono gestire questi fondi. Detto questo, possiamo spiegare che cosa sono gli ETF, perché sono delle cose molto simili a dei fondi comuni di investimento. Abbiamo detto che in questi fondi comuni c'è un gestore che decide in che cosa investire, in quali strumenti finanziari investire. Quindi è una gestione attiva di questi risparmi. Si decide attivamente dove investire. Stessa cosa non succede con gli ETF. Gli ETF invece sono una gestione passiva, sono degli investimenti predefiniti. Il gestore non fa altro che limitarsi ad investire in qualcosa di predefinito, ad esempio replicando un indice di borsa. Vi faccio l'esempio di un ETF che replica l'andamento di un indice di borsa, come ad esempio il FTSE MIB. Il FTSE MIB ho già parlato approfonditamente nel video qui in alto a destra, vi consiglio di vederlo. In questo video comunque riprenderemo alcuni di quei concetti. Questo indice raccoglie le prime 40 società per capitalizzazione in Italia. E come si costruisce? Prendendo il numero di azioni di queste 40 società, il prezzo delle azioni di queste 40 società e facendo una media ponderata. Quello che viene fuori è un indice che varia al variare del prezzo delle azioni. Queste azioni però sono pesate, ci sono alcune azioni che pesano più di altre. Ad esempio, se ci fosse Unicredit che ha un peso molto maggiore, è perché Unicredit ha una capitalizzazione molto maggiore delle altre società. Quindi abbiamo capito che alcune società pesano più di altre dentro FTSE MIB, e il risultato è che c'è una complessiva variazione del prezzo delle azioni. Ad esempio, se questo indice sale, può essere che alcune azioni siano salite di prezzo, ma altre siano scese. Non c'è bisogno che salgano tutte quante. Ora, un ipotetico ETF sul FTSE MIB si impegna a replicare l'andamento di questo indice. Cosa fa attivamente il gestore? Va a comprare le azioni delle prime 40 società per capitalizzazione in Italia e lo fa in base a qual è il loro peso. Questo ad esempio significa che la nostra Unicredit, se ha un peso del 5% su FTSE MIB, avrà sempre il 5% anche sull'ETF, e questo porta ad una conseguenza molto chiara. Il valore dell'ETF è dato dalla variazione dell'indice, quindi se sale l'indice, sale il valore dell'ETF. E questi erano gli ETF. Vediamo un pochino di aspetti positivi e negativi, un po' di pro e contro. Il primo, sicuramente il principale pro di questi ETF, è la diversificazione. Infatti, se ad esempio investo in 40 società diverse come in un ETF che replica l'indice FTSE MIB, diversifico molto di più che investire in una sola società come potrebbe essere Unicredit, perché se Unicredit Banca va male, le mie azioni decrescono tantissimo di valore, quindi perdo tantissimi soldi, mentre se ho investito in un ETF molto diversificato, quasi sicuramente perderò di meno.
Questa tipologia di vantaggio consiste nella riduzione di quello che in gergo viene chiamato rischio idiosincratico. Che cos'è? È semplicemente il rischio specifico di una singola impresa, quindi il rischio di Unicredit, ad esempio. Quello che invece non viene eliminato è il rischio di mercato. Se tutto il mercato va male, tu i soldi li perdi lo stesso. Caso molto banale è quello che stiamo vivendo in questo momento. Il FTSE MIB ha perso un sacco di valore proprio per via di questa pandemia. E questo rischio, il rischio di mercato, non può essere eliminato con un ETF proprio perché tutto il mercato va male, non solo una singola società. La diversificazione, della quale comunque ho parlato in un video qui in alto a destra, non ci salverà nel momento in cui il mercato sta crollando. Altro contro molto forte sono le commissioni. Le commissioni sono generalmente più basse rispetto ai fondi comuni di investimento. Tuttavia, questi rendimenti così bassi non giustificano delle commissioni così alte. Parlandoci chiaro, questi fondi rappresentano un serio problema per l'intero sistema finanziario. Arrivano a spostare delle quote di capitale talmente enormi che se decidono ad esempio di disinvestire in una specifica società, le azioni di quella società caleranno di prezzo vertiginosamente. Hanno un potere economico che fa realmente paura e stanno diventando sempre di più uno scandalo. Questo non è il tema di questo video, però se volete un video a riguardo scrivetemelo qui sotto nei commenti. Ora vi svelo una piccola curiosità che sicuramente molti di voi non conoscono sugli ETF. Questi strumenti sono pensati per una platea di investitori poco esperti della finanza e quindi hanno delle restrizioni veramente esagerate. Onde evitare che vengano proposti degli strumenti molto rischiosi, ci sono delle regole molto stringenti. Ad esempio, una di queste prevede che non si possa investire più di una certa percentuale nelle azioni di una sola società. Questo però rappresenta un bel problema nel momento in cui vogliamo fare un ETF che replichi ad esempio l'indice FTSE MIB, perché all'interno del FTSE MIB ci sono alcune società che hanno delle quote molto grandi, hanno dei pesi grandi. Tuttavia, negli ETF non si possono mettere dei pesi così grandi, non puoi acquistare così tante azioni di una singola società. Per ovviare a questa criticità sono stati creati degli indici che si chiamano CAPD, oppure per i più italiani CAPED. Che cosa sono? Sono degli indici, uguali ad esempio al FTSE MIB, che però hanno un peso massimo al loro interno per ogni società, che può essere raggiunto dall'ETF. Quindi ad esempio l'indice FTSE MIB CAPD è uguale all'indice FTSE MIB normale in termini di composizione, quindi le società sono le stesse 40, tuttavia ci sono all'interno dei pesi diversi. Prima di lasciarvi la citazione economica vorrei esortarvi ad iscrivervi se non l'avete già fatto. L'economista non farebbe l'economista, ma vivrebbe di rendita se conoscesse l'arte di prevedere.